Non solo sono i migliori amici dell'uomo, ma da qualche giorno in psichiatria Conegliano sono anche i migliori amici dei pazienti. Si tratta di Havana, border collie, Ciambella, una labrador cioccolato, e Balù, un cane corso, tre splendidi affettuosi pelosi che aiutano i degenti ricoverati nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura a ritrovare emozioni di benessere, fiducia e autostima, riducendo i livelli di ansia anche per gli stessi operatori sanitari. Questi interventi di educazione assistita con gli animali hanno una ricaduta positiva sia sugli utenti, che ricordiamoci sono in una fase di acuzie perché ricoverati in reparto, rispetto ai livelli di ansia, tolleranza alla frustrazione, ai tempi di attesa, stimolano delle emozioni e la capacità poi di rapportare le emozioni che l'animale ha suscitato all'operatore. Il progetto, avviato a luglio, avrà la durata di 1 anno e sono previsti incontri settimanali con i cani per i pazienti selezionati in base al profilo diagnostico. La seduta con l'animale si svolge ogni martedì ed ha dei luoghi dedicati che sono stati ricavati nel reparto, quindi se è bel tempo il giardino oppure la stanza delle attività già prevista all'interno del reparto. Poi c'è la seduta con l'animale con dei giochi, lo spazzolamento, il pettinamento, l'accarezzamento, i giochi che si fanno anche con i cani, e poi il debriefing perché l'utente viene valutato sia prima che dopo dall'equipe multiprofessionale. A supportare i medici la cooperativa Insieme si può, che da anni si mette a disposizione con progetti dedicati alla fragilità. Insieme si può da anni ha investito nella formazione di operatori specializzati, nella composizione di un'equipe che prevede anche la figura del veterinario, dello psicologo, dell'educatore, dell'operatore, coadiutore per le diverse specie animali. E poi ci sono loro, i cani, che non vengono particolarmente addestrati, ma incoraggiati nella loro indole, che nel caso di Labrador e Border sono più collaborativi. Sono cani pro-sociali che amano stare con le persone e amano anche ricevere attenzioni dalle persone stesse. Però, per esempio, Balù, che sarebbe il terzo cane coinvolto nel progetto, è un cane corso, quindi nessuno si aspetterebbe di vederlo come cane da pet therapy, ma l'ho visto come cane da guardia. In realtà lui ha molte caratteristiche pro-sociali. Ecco qua, adesso allora metto giù il gioco, va bene? Metto giù il gioco, aspetta un attimo, brava.